15 di maio del 1946 il re Umberto II, con regio decreto, promulgava lo Statuto di autonomia della regione siciliana. Di fatto, lo stesso giorno si istituiva così la nostra regione, l'unica che nasceva prima della stessa Repubblica Italiana. Lo Statuto di autonomia conchiudeva una fase storica, quella dello dopoguerra, assai complicata, durante la quale in Sicilia si addimannava l'indipendenza dell'Italia. Lo forte consenso popolare che aveva nel periodo il movimento per l'indipendenza della Sicilia e la presenza magari di un esercito di volontari che lottavano e in certi casi morevano per avere una Sicilia libera e sovrana, insieme alla debolezza dell'Italia, che nasceva sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, crearono le giuste condizioni per quella che pareva essere la definitiva soluzione alla questione siciliana, a cominciare dal 1816 con la fusione della Corona di Napoli con quella di Sicilia e la soppressione della Costituzione del 1812, e continuata e magari empeorata con la deludente annessione all'Italia. Ma lo Statuto di autonomia, nonostante Quinta, nel 1947, nasciuta la Repubblica Italiana, venisse di chista accettato e trasformato in leggi costituzionali, sino a oggi è attuato solo parzialmente e le sue articoli più importanti non sono attuate per niente. Anzi, oggi si sta verificando un forte attacco all'autonomia e un tentativo di levare poteri magari alle regioni ordinarie per costruire uno Stato sempre più centralista che lascia sempre più picca spazi di democrazia ai cittadini, e la questione siciliana continua ancora a trascinarsi senza trovare nuda soluzione. E concludiamo questa puntata di Stupor Mundi dedicata allo 70° anniversario dello Statuto siciliano ascoltando le minuti iniziali di un video celebrativo che l'ARS produceva 10 anni in arredo in occasione dello 60° anniversario. Era il 15 maggio del 1946. Il consueto pastone circa i lavori del Consiglio dei Ministri, diramato dalle agenzie di stampa a tutti i quotidiani italiani, conteneva anche una notizia riguardante la nostra isola. Il Consiglio ha poi approvato lo Statuto per la Regione Siciliana, sul quale la Consulta aveva già espresso parere favorevole. Tale Statuto sarà rimesso alla Costituente perché venga inserito nella Costituzione del nuovo Stato italiano. Si trattava del decreto numero 455, con il quale veniva istituita la Regione Siciliana. Dopo la promulgazione, avvenuta il giorno successivo, con la firma di Umberto di Savoia e la controfirma del guardasigilli Palmiro Togliatti, il testo normativo era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 giugno 1946. A quasi 2 anni di distanza, il 26 febbraio 1948, una volta confermato dalla Costituente, lo Statuto dell'autonomia siciliana diveniva parte integrante della Costituzione italiana. Le strutture dell'autonomia prendevano così corpo, appagando un lungo sogno che aleggiava sul processo di stratificazione di una civiltà culturale di altissimo livello. Sul corroborarsi di un fiero sentimento autonomistico nelle nostre popolazioni aveva inciso la particolare realtà geopolitica dell'isola e l'essere stata essa teatro di contese e di conquiste, con il risultato della naturalizzazione degli invasori. Il 25 maggio del 1947 aveva luogo in Palermo, nella cornice di Palazzo dei Normanni, la solenne seduta inaugurale dell'Assemblea regionale siciliana.
Venivano così riaperti i battenti di una sede prestigiosa. Proprio lì erano state gettate le basi dello Stato moderno, grazie ad un istituto parlamentare che, primo in Europa, esercitava un controllo sul monarca, non solo tramite la presenza di esponenti del mondo nobiliare ed ecclesiastico, ma anche tramite il braccio demaniale, comprendente le rappresentanze delle città libere, prive di qualsiasi soggezione feudale nei confronti di vescovi e baroni. Comprensibile il clima di commozione che, anche in virtù della suggestione esercitata dal luogo sul loro immaginario, regnava tra i 90 deputati, protagonisti dello storico evento. L'onorevole Calogero Lopresti, eletto nella lista del Blocco del Popolo di Catania, fu chiamato, in ragione della sua maggiore anzianità, a presiedere provvisoriamente l'assemblea. Avendo pertanto il compito di tenere il discorso ufficiale, egli esordiva con queste parole: «Debbo alla mia anzianità il privilegio e l'onore di presiedere la prima adunanza del Parlamento regionale, espressione di quella autonomia che, per libero mandato del popolo siciliano, abbiamo il dovere di custodire gelosamente e di difendere».